La nostra azienda risale dal 1920 dal nostro nonno, che si chiamava Stanis Giuseppe, che con la sua moglie Pizzolin Pierina ha iniziato a fare questa avventura con 2 ettari di vigneto, hanno acquistato e piano piano, veramente era un'azienda a conduzione familiare come tuttora, però diciamo che era più come azienda, diciamo, non come adesso specifica vitivinicola, ma più azienda agricola, praticamente con annessi animali di bassa corte e più animali, diciamo, di vacche e mucche per andare a fare il fabbisogno della famiglia. Nella seconda generazione è entrato il papà, ha voluto che noi, io e mio fratello, che siamo in 2 fratelli che seguono adesso l'azienda, ha voluto che noi entrassimo dentro nell'azienda. Finito le scuole abbiamo cominciato diciamo, a cambiare tutto il sistema vitivinicolo dell'azienda. Siamo partiti con la ristrutturazione dei vigneti, da 2 siamo passati quasi adesso a 9 ettari, partendo con lo schioppettino di Prepotto. Diciamo che dopo aver ristrutturato tutti i vigneti siamo riusciti a puntare un attimino sui vini di qualità, passando dallo sfuso alla bottiglia. Nel 1995 io ho voluto più che altro ristrutturare anche la vecchia stalla e adibirla ad agriturismo. Siamo partiti col 97 solo con la ristorazione e poi nel 2001, dove c'era sopra al Finile, abbiamo ricavato delle camere, dove abbiamo adesso delle 6 camere dove ospitiamo i nostri clienti. Questa zona è proprio dei Colli Orientali del Friuli. Noi adesso in giro di quasi 20 anni siamo riusciti a fare un pacchetto, da noi non trovano solo il vino ma trovano la ristorazione, trovano l'alloggio e noi adesso negli ultimi anni stiamo facendo proprio dei pacchetti, proprio adesso il 29 di maggio, ormai siamo già alla 10ª edizione per noi che organizziamo questa cantine aperte e diciamo che io l'ho organizzato proprio come dici tu un evento, perché ormai cantine aperte secondo me è diventata una gita per la famiglia completa, non solo per il singolo adulto ma portando anche i bambini. Noi organizziamo proprio cantine aperte, una visita completa sia per la famiglia ma anche per i bambini, perché noi organizziamo anche dei spettacoli, degli intrattenimenti e più anche dei prodotti tipici che la gente può venire a assaggiare il nostro vino abbinato come il San Daniele, il prosciutto e del formaggio. La nostra produzione adesso abbiamo 10 etichette, principalmente noi puntiamo sui vini autoctoni, di queste 10 etichette 7 sono autoctone e diciamo che il cavallo nostro di battaglia è lo schioppettino di Prepotto. Gli altri vini autoctoni abbiamo il friulano, la malvasia, che è un bel prodotto che ultimamente negli ultimi anni sta andando molto bene, poi abbiamo un Pignolo Refosco, che viene dato il nome proprio dell'ambiente come l'agriturismo, si chiama Rosso del Gelso. Poi abbiamo anche un Bianco del Gelso ottenuto con Verduzzo e Piccolit Passito. E dopo abbiamo i vini classici, che c'è il Savignon, che è il nostro, diciamo, anche qua fiore all'occhiello, che lo vediamo tantissimo all'estero, e poi c'è il Merlot. Sono la moglie di Francesco Stanis e quindi faccio parte di questa azienda, però il mio compito è quello di fare da mangiare praticamente. Ho preso questa grande responsabilità di cucinare in questo bellissimo agriturismo che fa parte dell'azienda. Quest'anno mi sono ispirata al fricco con gli asparagi, poi gli asparagi verdi sono molto più delicati e hanno un sapore più dolce e particolare. La preparazione di questo fricco è prendere degli asparagi verdi, tagliarli a mo' di julienne, poi passarli leggermente in padella con un po' di olio, e salarli e peparli e poi unirli al formaggio. Noi per fare il fricco usiamo 2 tipi di formaggio, il formaggio latteria e il formaggio Montasio 6 mesi. E uniamo il tutto, poi scaldiamo la padella antiaderente senza mettere niente, mettiamo direttamente sul fuoco il preparato di formaggio e poi giriamo varie volte il fricco da un lato e dall'altro fin quando non si scioglie il fricco. Noi facciamo i guancialini di maiale in riduzione di schioppettino. Oltre alle cose che facciamo di stagione, che noi siamo specializzati sugli arrotolati di animali da bassa corte e quindi come l'anatra, l'oca, il pollo, disossiamo il coniglio, disosso e poi
a rotolo, quindi noi siamo specializzati sugli arrotolati. Dai primi ai dolci produciamo tutto noi, tutto fatto in casa. Qui siamo a Spessa di Cividale, Cividale che è la capitale e il cuore dei colli orientali del Friuli. La nostra famiglia è da 4 generazioni che sta lavorando sempre su questa zona. Siamo partiti ormai i nonni, parliamo di nonni, bisnonni dal 1894-95 e abbiamo sviluppato la nostra azienda che prima eravamo come al solito tutti mezzadri, poi naturalmente l'evoluzione ci ha portato a fare della nostra azienda un marchio del territorio con il termine La Sclusa. Dal 95 che lavoriamo con questo marchio ed è così un toponimo sempre della nostra zona. È un'azienda che si estende per circa 35 ettari di vigneto sulle colline sia di Spessa, della Rocca Bernarda, di Gramogliano, che nei tempi sono venute a incrementare quella che era la nostra produzione. Produciamo per circa 65-70% vini bianchi, come è ormai diventato così una tradizione della viticoltura friulana, anche perché affrontando i mercati internazionali naturalmente siamo riconosciuti come buoni o buonissimi produttori di vini bianchi. Nella gamma della nostra produzione ci sono gli autoctoni come il friulano e la ribolla, per poi andare sui internazionali quali il Pinot Grigio, Sauvignon e Chardonnay. È un territorio dove si producono anche dei vini rossi di buona levatura come Merlot, Cabernet Franc, Refosco e lo Schioppettino, che è un altro pupillo della nostra produzione. Oltre ai tradizionali mercati della zona ci siamo aperti praticamente tutta Italia e poi siamo andati in Europa, circa 20 anni che stiamo lavorando sul mercato europeo. Naturalmente ci sono state anche le occasioni per andare sui mercati internazionali. Siamo alla vigilia del Vinitaly e quindi sarà il Vinitaly un test di prova molto importante. Ma riteniamo di avere comunque fatto una grande produzione a livello sia regionale ma credo anche a livello più ampio, perché effettivamente è stata una grande e bella annata, molto equilibrata sia nelle quantità che nelle qualità. La punta di diamante è il friulano. Riteniamo che di essere sulle colline vocate vini bianchi sì, ma soprattutto il friulano e ci teniamo a dirlo e ci teniamo a farlo conoscere a livello internazionale. L'azienda è rimasta a condizione familiare, c'è ancora il papà, siamo in 3 fratelli, i nipoti, tutto quello che... quindi abbiamo una bella e grande famiglia che continua nelle tradizioni e continuerà a produrre, speriamo sempre del buon vino.